può parlare invece dei trattamenti ad uso casalingo, quindi di quei prodotti, questi prodotti che io peraltro un paio li uso quotidianamente, sto parlando dell'Ozo Cream e dello Zoil, che hanno come principio attivo l'ossigeno-ozono. Certo, noi facciamo parte dei centri esperienza benessere in franchising, il mondo dell'ozono, quindi noi siamo il mezzo di comunicazione per una buona e corretta collaborazione con i centri estetici, ma soprattutto i centri medici. Quindi laddove l'atto terapeutico termina nell'ambulatorio, il paziente è a casa e chiede sempre di mantenere attiva e costante la sua cura, e quindi la società scientifica ha appunto creato questi prodotti, i cosiddetti cosmeceutici. I cosmeceutici hanno la capacità di avere una doppia valenza, quindi chi li utilizza non utilizza solo una semplice crema, ma utilizza un prodotto che, oltre che essere un cosmetico, quindi un detergente, un idratante, una lozione comunque che va a dare bellezza esteriore, soprattutto va a curare in profondità, quindi va a dare una rivitalizzazione dell'ossigeno nel sangue, è un prodotto cicatrizzante, battericida e virulicida. Ad esempio, come lei appunto stava dicendo, la nostra punta di diamante è Ozocrem, una crema arricchita all'ossigeno ozono, basata sui principi attivi dell'olio ozonizzato, olio d'oliva, e questo permette di avere una crema idratante 24 ore, la si può utilizzare sia nell'uomo che nella donna, quindi un prodotto ideale per problemi di herpes simplex, di pelle impura, di acne, e quindi diciamo qua riguarda più che altro un aspetto curativo, ma soprattutto nell'uomo anche come dopo barba per il pelo incarnito o dopo la rasatura per evitare le follicoliti, quindi va proprio a cicatrizzare, togliere gli arrossamenti. Come diceva prima anche il professor Franzini, la si utilizza nella rivitalizzazione proprio perché utilizzata costantemente va a riossigenare i tessuti, quindi su persone anche che hanno cuperose, quindi persone molto delicate con pelli sensibili. Ozol invece, come stava utilizzando il dottor Poli, viene utilizzato proprio quotidianamente, anche 2 volte al giorno, mattino e sera, soprattutto adesso che stiamo andando nella stagione calda, proprio per andare a fare un effetto benefico sulla circolazione sanguigna e linfatica. Questo permette proprio di andare ad espellere le tossine e migliorare l'aspetto buccia d'arancia, smagliature e gambe gonfie. Vogliamo dirlo che lascia la pelle, Ozol in particolare, lascia la pelle morbidissima, molto setosa anche e con le morbida. donne, è meravigliosa. Anzi, avendo sempre questa particolarità dell'olio d'oliva iperozonizzato, che è un forte anche cicatrizzante, adesso che andiamo al mare, dopo sole, quindi alla sera, dopo la piscina, dopo il lago, dopo il mare, mettendolo su andiamo prima di tutto a mantenere anche la bronzatura più a lungo, perché andiamo a idratare il nostro corpo, ma soprattutto se abbiamo un eritema solare sul décolleté andiamo a calmarlo, quindi andiamo a prevenire determinate situazioni che in alcuni casi diventerebbe scocciante perdersi la vacanza per una classica magari dermatite da sole. Quindi un prodotto naturale ma estremamente efficace, garantito soprattutto. Un altro punto di diamante del nostro prodotto è il dentifricio Ozodent. Ozodent ha come effetto collaterale benefico lo sbiancamento del dente, quindi in maniera naturale perché all'interno contiene ossigeno-ozono, ma cosa fondamentale, si evita l'utilizzo del colluttorio perché è un forte disinfettante, cicatrizzante delle gengive, quindi per problemi di piorea, piodermiti, gengiviti, alitosi, ma soprattutto in associazione magari a cure odontoiatriche, sempre magari anche rivolgendoci ai nostri dentisti che praticano ozono, lo si può utilizzare proprio per andare a togliere le microcariche batteriche nelle tasche gengivali, soprattutto magari laddove abbiamo problemi di interventi odontoiatrici piuttosto importanti. Assolutamente importante il cavorale, anche perché come ci può confermare lei, poi all'acqua ozonizzata che si permette. Difatti io desideravo chiedere sempre alla signora Faioli, visto che noi di Esperienza Benessere abbiamo un approccio olistico nei confronti appunto dell'essere umano, quanto è importante, stiamo parlando di bellezza, stiamo
Stiamo parlando di questo e anche di benessere, quindi se stiamo bene dentro lo traspare anche, fuori. lo traspare Diciamo anche da fuori. Quindi quanto è l'acqua- importante bere un'acqua ricchissima di ossigeno? L'acqua prima di tutto è importantissimo, grazie, ma cosa fondamentale, l'acqua arricchita all'ossigeno o anche e soprattutto l'acqua arricchita all'ozono che si utilizza in vastissimi campi, quindi dall'estetica come è stato utilizzato dal dottor Poli per mischiare la crema all'ozono, nel campo medico dopo ogni seduta di ossigeno-ozonoterapia e quotidianamente anche a casa proprio per andare a risolvere patologie come la disbiosi intestinale, che sembrerebbe una stupidaggine, una sciocchezza, ma affligge praticamente 9 persone su 10. Disbiosi intestinale sembra una parola molto complicata, ma in realtà è l'alterazione della flora batterica, quindi da problemi... E sappiamo benissimo che un intestino in disordine si riflette subito sul volto, viso. perché si autointossica il nostro organismo, quindi dalle rughe, brufoletti, pelle secca, intolleranze alimentari. E sappiamo benissimo quanto le intolleranze alimentari e le disbiosi intestinali possano favorire la lipodistrofia. Assolutamente sì, la disbiosi intestinali, cioè tutto questo apparato di malattie gastroenteriche, di disturbi gastroenterici, il gonfiore, la colite spastica, la stipsi, influiscono decisamente sul malessere del corpo, sull'ingrassamento e quindi anche sulla cellulite. Quindi il bere l'acqua fa da prevenzione ma fa anche da cura per non ingrassare, avere un alvo regolare, una digestione regolare e aiutare anche a non formarsi la cellulite. In effetti a tutte le nostre pazienti noi diamo acqua iperozonizzata da bere. Alla fine di ogni seduta gliela diamo da bere. Poi molti hanno l'apparecchio anche in casa e quindi si curano. Quotidianamente esplica le sue azioni benefiche e salutari. Assolutamente sì. Quindi si può considerare una vera e propria acqua curativa. Direi è un'acqua di lunga vita perché ti fa star bene, quindi il nome che hanno dato a questo apparecchio acqua di lunga vita direi che è già sinonimo di quello che ecco, mancano pochi minuti. La signorina Faioli voleva dirci una postilla? Sì, volevo cogliere l'occasione per dire che il mese di maggio in tutti i centri esperienza benessere di tutta Italia verrà data la possibilità, senza impegno, di venire nei nostri centri a chiedere maggiori informazioni e a tutti quelli che verranno a chiedere le spiegazioni sui centri medici, estetici o che cosa facciamo, daremo in omaggio il nostro Zobat, l'igienizzante mani per una corretta sanificazione delle mani in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo dove ci troviamo. Ecco, l'argomento, grazie Elena, l'argomento è interessante, purtroppo abbiamo avuto poco tempo ma ritorneremo sicuramente sull'argomento. Pochi secondi, professore, una curiosità, questo manifesto, Ferrari Memories dal sogno al mito. Beh, come società scientifica abbiamo così aiutato gli amici che faranno questa mostra di cartoline Ferrari e anche un'esposizione di automobili Ferrari sulla vita e l'impegno dal mito al sogno di Ferrari. Sarebbe poco esplicativo dire che è una sola mostra di cartoline, in verità spiega quello che è la volontà e la facoltà dell'uomo per diventare veramente un mito. Penso che per tutti i ragazzi e anche per la gente della mia età sia estremamente utile e anche divertente la giornata o le giornate di maggio nei quali ci saranno la mostra. Beh, a questa mostra saranno più interessati, penso e presumo, i maschietti. Bene, la puntata è terminata, un binomio, salute e bellezza. Alla prossima settimana, buona salute a tutti. Scriveteci e telefonateci. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Can't live